Per l'Inter questa potrebbe essere la settimana della svolta in chiave mercato. I nerazzurri sono alla ricerca soprattutto di rinforzi a centrocampo, con Vidal ed Eriksen osservati speciali. Per quanto riguarda il cileno del Barcellona, i piani del club milanese potrebbero complicarsi con la società blaugrana che potrebbe bloccarlo fino a fine stagione. Il nome di Eriksen si fa invece sempre più largo in quelle che sono le possibilità di chiudere un grande colpo a gennaio oppure in estate, visto che il giocatore è in scadenza col Tottenham. Intanto l'Inter ha ricevuto un'offerta importante dell'Everton di Ancelotti per Vecino. Per accettarla però occorrerebbe un ulteriore innesto in mediana, ecco perché in casa nerazzurra si vedrebbe di buon occhio uno scambio Politano che sì. Parte dei soldi incassati dall'operazione, circa 25 milioni di euro, potranno servire per portare l'attaccante del Chelsea, Giroud, nella rosa a disposizione di Conte. La Roma dovrà fare a meno di Nicolo Zaniolo per diversi mesi dopo l'infortunio del giocatore al legamento crociato. Il club giallorosso potrebbe quindi approfittare del mercato invernale per cercare eventuali sostituti. Uno di questi potrebbe essere l'interista Matteo Politano oppure il rossonero Suso. Intanto in uscita la Roma deve valutare eventuali offerte estere per Diawara, sotto osservazione domenica nel match contro la Juventus da parte di osservatori del Tottenham e del Chelsea. Petracchi inoltre continua a seguire Roger Ibanez da Silva, classe 98, difensore centrale dell'Atalanta, che non rientra nei piani di Gasperini. L'arrivo dell'Atalantino potrebbe dare il via libera alla partenza di Juan Jesus e forse anche di Settin, richiesto dal Galatasaray ma anche da Verona e Sampdoria. Non appare più così scontata la cessione di Edison Cavani durante il mercato invernale e il Matador sembrava ormai prossimo a passare all'Atletico Madrid, ma la trattativa ha trovato però un intoppo. Il Paris Saint-Germain ha infatti informato il giocatore che non lascerà Parigi per motivi sportivi e che non vuole perderlo a metà stagione. Il tecnico Thomas Tuchel ha ribadito la posizione del club, come riporta Marca. Vogliamo vincere ogni possibile titolo, per questo abbiamo bisogno di una grande squadra e dobbiamo prendere decisioni difficili. Questo è assolutamente necessario in un club come il Paris Saint-Germain. Non ci piace fare molti cambiamenti durante il mercato invernale. Il PSG non è il Monopoli. Queste le parole dell'allenatore del club francese. Max Biaggi potrebbe tornare in pista con l'Aprilia in veste di collaudatore a Sepang. La scuderia, che perderà Andrea Iannone per squalifica dopo la positività al doping, potrebbe affidarsi all'ex campione in qualità di special tester nello shakedown MotoGP di inizio febbraio. A confermarlo è lo stesso direttore tecnico di Aprilia, Romano Albesiano. È molto probabile che Andrea Iannone per quella occasione sarà indisponibile, ha spiegato. Max Biaggi e Lorenzo Savadori sono il nostro piano B. Biaggi intanto sui social ha lanciato alcuni indizi. Riflettevo sul fatto che a distanza di anni, quando salgo in moto, mi diverto come un matto. Purtroppo è una condanna la mia, sono ancora maledettamente veloce, occhi puntati verso il futuro, ha scritto in un post.